Oggi è una bella giornata, si fa per dire una bella giornata di triathlon, ma non il bel tempo. Nonostante un po' di pioggia al mattino, le nuvole basse e quant'altro, tutto è andato bene e credo che alla fine i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, si siano divertiti. Le gare sono filate via liscio, anche tecnicamente anche di un certo spessore. Abbiamo concluso così 3 giornate che erano iniziate con i raduni collegiali delle categorie ragazzi e youth qui a Tambre, e abbiamo terminato con questa bella giornata di gare che tutto sommato diciamo, ha messo in luce sì anche chi era comunque già noto, ma anche abbiamo visto dei piccoli giovani atleti che stanno crescendo molto bene. Per gli esordienti, di quelli sia che hanno fatto lo super sprint adulti, c'era più di qualche signore anche con qualche chiletto in più che si è azzardato ad avvicinarsi al triathlon. È il benvenuto fra di noi e più di qualcuno mi ha detto bellissimo, ci tornerò ancora a fare triathlon, e quindi già questa è una conferma, nonostante, ripeto, la giornata infame e le discese bagnate sull'asfalto che non sono facili da affrontare con le bici. Comunque direi soddisfazione anche per questo motivo qua. Tambre, diciamo che quest'anno l'ha accolta molto bene, perché forti della prova dell'anno scorso abbiamo visto un entusiasmo particolare da parte di tutti, e questo ci ha dato un incentivo ancora più grande per riuscire ad organizzare al meglio anche quest'anno questa manifestazione. Diciamo che non è semplice organizzare una manifestazione del genere, anche perché riuscire a convogliare 3 discipline diverse in uno stesso momento non è stato facile, perché veramente ho visto che anche l'organizzazione veramente alle spalle deve avere un organico ben posato per riuscire ad avere sotto mano una situazione così. Cerchiamo di rinnovare l'invito per il prossimo anno, visto che sembra che la manifestazione abbia avuto successo, malgrado il tempo non sia stato proprio così clemente. Rinnoviamo l'augurio per il prossimo anno e speriamo che, visto che quest'anno c'erano addirittura 3 nostri concittadini che hanno partecipato, speriamo che un altro anno ce ne siano veramente di più, perché è vero che anche se non hanno partecipato ci sono state molte persone curiose che hanno voluto sapere come e cosa, quindi secondo me questo è un buon punto di partenza per questo sport.